siamo qua col sindaco di Concordia e vogliamo approfittare per fargli un po' di domande su quello che può essere quello che sia adesso il rapporto tra i veneti diciamo, in Europa e i veneti in America Latina. Lui come se che vede la possibilità di collaborazione tra altri veneti e non altri veneti, insomma non altri veneti tutti insieme, ecco. Sì, vediamo la grande possibilità di noi fare la parceria, perché capiamo che altri là aveva tante belle cose, e noi qua anche abbiamo la nostra cultura e abbiamo anche i nostri negozi e volevamo, claro, anche noi qua della città di Santa Catarina, qua in Concordia, anche retribuirvi a altri, per poter fare un intercambio delle nostre culture e anche di quel che altri aveva per offrire a noi qua in Brasile. Quali sono i settori principali dell'economia? Guarda qua l'industria e il commercio è forte, la costruzione civile, ma abbiamo qua l'agricoltura familiare, che è tanto forte, la suinicoltura e l'avicoltura e il gado di latte, quale è forte, e anche abbiamo qua tanto la nostra agricoltura familiare, che è forte qua in questa città di Concordia, e abbiamo il trasporto che è forte qua l'economia del municipio di Concordia. Sono tanti gli imprenditori veneti? Sempre che ne, qua chi viene, qua perché qua è un bel posto per investire qua in questa città qua di Concordia. Quando che si parla in Italia del modello veneto, del boom economico che è stato in Veneto, si dice sempre che è dovuto alla piccola proprietà della terra, alle piccole industrie, alle piccole aziende, pochi dipendenti, della gestione della famiglia, che è quello che ha fatto la forza diciamo, del modello economico veneto diciamo, in Italia e in Europa. Se stesso se un spirito dei veneti proprio questo, se anche qua capita così. Sì, qua i gnesti là non i gnesti là dell'Italia, anche qua. E allora qua la cultura, anche qua che tutti pequeñe proprietà, 20 ettari, 20 ettari, media qua principalmente questo municipio, la terra montagnosa qua, ma qua produce di tutto, e lavora tanto qua le persone, allora i piccoli negozi qua e fa la differenza e tutti aiuta per fare il risultato che è l'economia di questo municipio. Ecco, che anche qua l'assessore, segretario, l'assessore all'agricoltura, esatto, che poi magari tiene qualcosa di più su quello che è l'agricoltura qua nella Concordia. Con certeza, noi qua ancora preserviamo un poco della cultura che viene dalla piccola proprietà, di fare il formaio, di fare il salame a casa, di comprare il porco, il vino adesso bastante ancora chi fa anche qua il suo vino casero, tanti compra la uva, sta certo dei posti qua da rente che viene, ma anche a cominciare a piantare qua anche i parerai, allora è tradizione la verità dentro delle nostre famiglie. Allora mi vorrei farvi una domanda, perché dobbiamo parlare un po' del rapporto che si può avere tra le aziende venete in Italia e le aziende venete qua, e quindi mi domando se è il caso di scominciare secondo voi altri come che può secondo me essere un rapporto prima ancora che industriale, un rapporto culturale e umano proprio. Perché capita che nei veneti nostri, a maggioranza noi sa che i veneti qua, che esistono i veneti qua, e quindi per inviare, questa le faccio una domanda, per inviare questo scambio di informazione, di cultura, anche cultura economica, anche di tecnologia, di manodopera, di tutte le tecniche, di tutto quanto, non bisogna forse che prima scominciamo a conoscersi, prima di scambiarsi conoscenze che se conosciamo. Sì, è importante prima conoscersi un poco, perché tutti qua vogliono il meglio. Valti là dell'Italia, noi qua del Brasile, qua del Santa Catarina, vogliamo tutti qua che abbia tutte le meglio condizioni, per quella che quando si conosce meglio, allora già sappiamo qua che i sopranomi perché chi si era qua, altri, sono ben compagni di questi che abbiamo qua, perché i nonni li iniesti là dell'Italia. Allora quando ci conosciamo sappiamo che tutti, tanto là dell'Italia quanto qua del Brasile, Santa Catarina, noi vogliamo qua costruire una bella società, e valti, claro, una parceria con noi possiamo aiutarsi
né, per fare un meglio paese là e un meglio paese anche qua del nostro municipio. Né? Principalmente valorizzare la cultura e le persone, come si è detto, sono venuti da là, na verdade, i nostri, tanti dei nostri stati là, e di cominciare di nuovo questo intercambio, rivedersi di nuovo, avere quel che è importante. Mi sono stato contento per questo anche della visita di voi altri qua, per vedere che non siamo tan distanti così, e possiamo fare di più ancora questo che cominciavi altri qua, no? Sì, perché avevamo gli stessi cognomi, che avevamo la stessa lingua e nonostante che neanche in dise che in Veneto in dise che il Veneto non è una lingua perché a Padova parla in un modo, a Beuni parla in un altro modo e dice che non si capisce, finalmente siamo venuti qua, parliamo certo come che parliamo casa in famiglia, se capiamo tutti quanti, sarà la volta che capisce che il Veneto è una lingua che parliamo tutti quanti insieme, che se capiamo, se non capiamo una paroletta, se la spieghiamo, come che sia in tutte le lingue, insomma, ecco. Sì, ma non si capiamo sempre. Perché è certo che cada uno ha la sua nazione, la sua maniera di parlare, ma è importante qua noi qua siamo che parliamo a misturare qua l'italiano, col brasiliano e tal, ma è importante che abbiamo una buona idea di tutti aiutarsi, esatto. Un con l'altro, e dei nonni che iesti prima dell'Italia, che ha fatto tanta forza, fatiche, e quei che stai là per tenere sulle radici, e quei che iesti qua piantare con le sue famiglie e mantenere le tradizioni che l'ha l'Italia e anche qua del Brasile, per quella che la cultura qua è una cultura che piace quei che viene fuori. E noi le agradeciamo, la ringraziamo, sì, iesti qua da Santa Catarina. Noi ringraziamo e dopo diciamo bellissimo il leone all'entrata e all'uscita che c'è Concordia, un monumento favoloso. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, veramente.